Stefano Campolo, portavoce del segretario regionale del Partito Democratico Roger Domenech. Novità e numeri delle primarie. Allora, la novità principale è che abbiamo 2000 volontari in campo, facciamo 569 seggi in praticamente tutti i comuni del Veneto e, poiché comprendiamo qual è il momento di crisi sia economica che di disaffezione alla politica, diciamo che i 2 euro non sono un dogma. Mai il Partito Democratico si è rifiutato di far votare chi non avesse la disponibilità di 2 euro, non lo farà nemmeno questa volta. Siete preoccupati per i risultati in Emilia-Romagna, una Lega che nuovamente si ripropone sempre più forte? No, la Lega di fatto intercetta tutto il voto di protesta che esiste in Emilia-Romagna e svuota i bacini precedentemente occupati da Movimento 5 Stelle da un lato e da Forza Italia dall'altro, per cui è un risultato largamente atteso. Attriti o competizione sana in proprio previsione del famoso 30 novembre tra i candidati? Direi competizione, e per fortuna che c'è, perché ravviva proprio lo spirito delle primarie e significa che i 3 candidati tengono molto a questa elezione. È un segnale molto positivo. Dalle 8 alle 20, quindi si potrà votare il 30 novembre, lo ricordiamo. Si vota dalle 8 alle 20 in tutti i seggi principali, nei seggi volanti si vota a seconda degli orari che saranno stabiliti dai circoli e accanto alla scheda per il candidato presidente ci sarà una scheda, un questionario in cui chiediamo ai veneti il loro parere, le loro riflessioni sul futuro della regione. So che ci sarà un confronto aperto ai media e anche a chiunque voglia partecipare al Fornace, giusto? Sì, lo organizziamo noi, il Partito Democratico Regionale, a Padova il 28 novembre alle 17 in Fornace Carotta.